In una nota stampa la cooperativa sociale Badia Grande di Lampedusa traccia un bilancio sulla gestione dell'hotspot nell'isola che si è conclusa nei giorni scorsi e affidata proprio alla gestione quotidiana alla Croce Rossa Italiana. Dopo 15 mesi, affermano i rappresentanti della cooperativa, si è conclusa la nostra esperienza all'hotspot di Lampedusa. Sulla base del capitolato e del contratto di appalto avremmo dovuto gestire un centro con una capienza massima di 250 ospiti per un totale di ingressi nell'anno di 6.000 persone. Successivamente, a seguito del completamento dei lavori di ristrutturazione del centro, ci si è chiesto di modificare il contratto di affidamento per la gestione adeguati di una struttura attrezzata per una capienza di 389 posti. Il numero di ospiti, a eccezione di brevi periodi, è stato sempre nei fatti 10 volte maggiore, arrivando a oltre 4.000 ospiti presenti. Dal 1 marzo del 2022, data di inizio della nostra gestione, afferma la cooperativa, con una telefonata della prefettura di Agrigento con appena 5 ore di preavviso si è registrato un transito di oltre 80.000 immigrati, numeri importanti e incontrovertibili che hanno di recente indotto il governo a proclamare lo stato di emergenza sull'immigrazione e ad affidare la gestione alla struttura della Croce Rossa Italiana. La cooperativa Badia Grande in questi mesi è stata accusata di incapacità nella gestione o peggio di volere speculare sulla vita dei migranti senza volere considerare che nei fatti ha dovuto affrontare con mezzi ordinari una situazione straordinaria di assoluta e conclamata emergenza. I funzionari del Ministero nei giorni scorsi hanno fornito una visione corretta e oggettiva dello stato delle cose e hanno sottolineato come non si possa giudicare l'operato di chi c'era prima perché qualunque altro soggetto avrebbe vissuto e vivrebbe le stesse difficoltà che un'isola di piccole dimensioni presenta, a iniziare dalla difficoltà di approvvigionamento del cibo. Sovrannumero di ospiti rispetto alle previsioni che avevano condotto al contratto di affidamento sulla gestione, la loro permanenza per settimane, ritardi nell'effettuare trasferimenti nell'isola, l'assenza di un totale attività manutentiva degli immobili e degli impianti di proprietà demaniale non di competenza del gestore, servizi di accoglienza, l'assenza del necessario provvedimento autorizzativo denominato SCIA, legato alle condizioni del complesso immobiliare demaniale sprovvisto di agibilità e difficoltà fisiologiche. In queste condizioni non si sarebbe potuto fare di più, affermano i responsabili della cooperativa sociale. Non potevamo riuscirci da soli, ma non ci siamo mai sottratti ai nostri doveri con sacrificio e rispetto del compito con il quale siamo stati chiamati a operare e andando oltre agli obblighi contrattuali. Oggi, con l'assunzione del servizio da parte della Croce Rossa Italiana, affine il nostro rapporto contrattuale non per inadempienza del gestore, ma per dare attuazione al provvedimento del governo che, dichiarando lo stato di emergenza, ha attribuito poteri speciali al commissario nominato. Rivolgiamo pertanto un augurio di buon lavoro alla Croce Rossa Italiana, che è entrata nella gestione del centro, alla quale da tempo abbiamo offerto piena collaborazione nella predisposizione di quanto necessario per una consegna degli impianti senza soluzione di continuità, certi che saprà, con l'ausilio della struttura commissariale dotata di nuovi efficaci poteri, dare risposte adeguate alla gestione straordinaria dei flussi migratori.